assieme no, a parte la droga. Oltre a quello di cui ha detto? Non mi ricordo altre cose. Lei ha menzionato il Campanella fino a poc'anzi come persona che le forniva stupefacente. Sì. Questo rapporto con il Campanella in che arco temporale si è avuto relativamente agli stupefacenti? Ma guardi, si faceva in pratica il giro era questo, io compravo ovunque per la droga, tipo nello stesso tempo tra Campanella e Mangion, se no nello stesso tempo mi rifornivo da Reggio Calabria, poi staccavo da Campanella qualche mese e mi rifornivo solo da Mangion, non c'era un continuo, poi dove la merce era migliore uno comprava, anche se si usava fare che se il Mangion aveva merce buona si comprava dal Mangion, ma se il Madonia mandava merce buona si riforniva anche da Madonia. Nello stesso tempo nel Mangion, se prima ne dovevo prendere 2 kg ne prendevo mezzo chilo e quindi facevo capire che anche la sua si vendeva, no? Per non lasciarlo nascondendo tutto qua. Senta, lei ha detto che il Campanella in un dato arco temporale ha ricoperto il ruolo di capodecina, ricorda? Sì. Relativamente a questo incarico del Campanella, ricorda di rapporti avuti direttamente con il Campanella per discutere, posto che quello era il ruolo del Campanella stesso, per discutere di fatti attinenti all'organizzazione? Prima che lui diventasse... No, nel periodo in cui era capodecina. Lei ha avuto rapporti diretti con il Campanella per qualche affare da trattare per conto dell'organizzazione? Ma sì, ne abbiamo avuti. Presidente, scusi, avevo fatto in precedenza una domanda, ha commesso degli atti illeciti col Campanella, ha detto no ad eccezione degli stupefacenti, ora mi pare che si insiste sulla stessa domanda, ragion per cui la chiedo di troncare la continuazione su questo argomento. Qual era la specifica domanda? Dunque, premesso che comunque stamattina il Samperi ha menzionato il Campanella per la vicenda della standa, del Sigros, degli stupefacenti, dell'usura, ha indicato il Campanella come capodecina, adesso gli avevo chiesto specificamente, ha avuto rapporti diretti con il Campanella per il ruolo ricoperto al Campanella di capodecina nell'ambito dell'organizzazione? Presidente, avevo fatto un altro tipo di domanda. Bene, a questa lei si oppone, avvocato, formulata così come ora? Presidente, se si tende alla stessa finalità io mi oppongo, però il pubblico ministero dovrebbe dare atto delle parole, testuali parole della domanda come è stata formulata poc'anzi. La pregherei di questo, pubblico ministero. Quantomeno, signor Io ho già Presidente, posto la domanda è l'ultima per giustificare quantomeno la mia opposizione, la ringrazio. Va bene, si dovrà dare verbale comunque su il pubblico ministero su l'opposizione questa domanda può rispondere, Samperi. Guardi, con il Campanella automaticamente veniva coinvolto in tanti reati, nel senso, come paragone, porto che se noi dovevamo fare una banca di Picanello, di Piazza Duca di Camastra, veniva avvisato anche per il rispetto, perché dicevano guardi che stiamo facendo questa banca, insomma il capodecina era quello che doveva sapere tutto, diciamo. Lei ricorda chi fra il Campanella e l'Ercolano ebbero a fare specificamente i discorsi relativi alla standa e al Sigros? Ma guardi, in particolare era Aldo Ercolano il portavoce di queste cose, però associato a Campanella, perché tutti e due sembravano legati con la corda, tutti e due facevano le cose assieme, parlavano assieme e tutto assieme. Samperi, se mi può, forse l'ha fatto stamattina, non ricordo esattamente, se mi può precisare qual è il periodo in cui il Campanella è stato capodecina? Allora, il Campanella
fu fatto capodecina subito dopo che uscì lui dal carcere, credo che sia stato nell'88 fatto. E fino a quando è durato? Fino a quando io lo lasciai, che mi hanno arrestato, lui era capodecina. Lui l'hanno arrestato prima di me, se non mi ricordo male, era capodecina. E quando? Quindi se può indicare l'anno in cui è stato arrestato il Campanella? Lui fu arrestato nel 92, mi sembra. Mentre lei fu arrestato, come Nel ha detto, 93. nella notte fra il 5 e il 6 gennaio 92. Nel 93. E in che periodo del 92 venne arrestato il Campanella, lo ricorda? No, mi ricordo che lui li aspettava davanti alla torrefazione i poliziotti, perché lui sapeva di entrare e uscire subito in quanto aveva finito la pena scontata dal max processo di Palermo, e diciamo che lui proprio li aspettava, e quindi il periodo preciso non me lo ricordo, il mese non me lo ricordo. Che lei sappia, oltre la torrefazione Lorrei che ha menzionato, vi erano altri luoghi di incontro nella zona di Piganello? Sì, nella mamma di Carletto Campanella. Facevamo spesse volte le riunioni il martedì. Dove esattamente? Sotto la mamma di Campanella abitava sotto aveva un appartamentino piccolino con 2 stanze, così, e là facevamo gli appuntamenti, le riunioni. Ne abbiamo fatte tantissime in quella casa. In che periodo si sono svolte le riunioni in quella sede? Nel periodo 89-90 già si facevano appuntamenti in quella casa. Fino a quando? Ma durò un bel po', poi un giorno io sto arrivando per il solito martedì, incontro Nina Pulvirenti che esce dal portone e diciamo che si affrettava ad andare a prendersi la macchina, dicendomi a volo che era passata la polizia e aveva visto qualcuno, non mi sto ricordando, uno di noi comunque, e quindi di andarsene tutti. Il periodo fu dopo qualche anno che noi frequentavamo, diciamo, quella casa, e poi per un po' di tempo non si sono più fatte in quella casa, perché appunto era passata una volante e hanno visto qualcuno entrare da quel portone. Samperi, lei ha fatto menzione alla guerra con i Ferrera, ha fatto menzione ad alcuni omicidi posti in essere dall'organizzazione. Ha fatto riferimento anche al ruolo del capodecina e al ruolo ricoperto dal Campanella in tal senso. Lei nel settore degli omicidi ricorda omicidi, fatti particolari nei quali il Campanella, per quanto è a sua conoscenza diretta, ha avuto un ruolo ben preciso? Presidente, c'è opposizione a questa domanda, non credo che sia la sede opportuna per trattare di fatto omicidiari. Si accoglie. Come? Si accoglie l'opposizione. Samperi, lei conosceva l'ispettore Lizio? Sì. Lei sa se l'ispettore Lizio sia o meno in vita? No, l'ispettore Lizio fu ammazzato dalla nostra organizzazione. Lei sa chi ebbe ad occuparsene e le ragioni dell'omicidio? Che sia stato non lo so. Presidente, chiedo scusa. Prego. C'era un'opposizione. Sulla prima Sui parte motivi, della sì. domanda c'è Aveva risposto opposizione. che non lo sa, quindi no. Passiamo alla seconda.
Posso rispondere? Sì, sulle ragioni. Allora, le dico questo in quanto il Lizio ci dava negli ultimi tempi addirittura dei fastidi a noi enormi, in quanto ci accusava di reati non fatti, eccetera. Un giorno, andando da Campanella, lui mi disse di occuparmi e di sapere i movimenti di Lizio. Se si poteva sapere, perché Lizio si diceva che giocava a tennis, frequentava dei campi da tennis. Io in quel periodo giocavo a tennis e lui magari mi ha detto se poteva sapere o incontrarlo in questi posti, di interessarmi a questo. Cose che io in effetti non è che poi mi misi alla ricerca di Lizio, ma se capitava, e poi fu ammazzato alla zona del Canaricchio. Le ragioni le conosce? Sì, le ragioni erano queste che le avevo già dette, che lui si era messo contro di noi spietatamente, ci dava la caccia, ci dava fastidio anche senza motivo. Lizio doveva morire ancora prima a Roma, in quanto il Santa Paola non voleva ammazzarlo a Catania. Lizio, nel periodo che lui fece il corso per diventare ispettore, veniva a Roma e lui doveva essere ammazzato a Roma, poi non so perché non fu fatto a Roma e poi fu ammazzato a Catania. Senta, lei conosce il locale La Siciliana? Sì. Conosce i gestori del locale? No, i gestori no, però so che il Campanella assieme a Bercolano ci stavano bene con i gestori. Cosa vuol dire ci stavano bene? Che c'era, a parte non mi ricordo, mi sembra che questi pagavano, poi in particolare il Campanella aveva qualche feeling con forse la signora, una proprietaria, qualcosa del genere, cose che l'ispettore Lizio mi sa che aveva anche lui dell'interesse verso questa signora. Ci mandiamo l'approfondimento di questa vicenda alla sede Sì, Presidente. naturale. Sì, Presidente. Qual è la sede? Il purgatorio. Un'altra domanda su campo. Tutti i vicini. Posso accettare anche l'Italia perché se non mi va. Campione Andrea lo conosce? Sì. Fa parte di qualche organizzazione che lei sappia? Sì. Allora, il Campione Andrea è chiamato da noi e da tutti Zio Andrea, questo è parente di Mangion Francesco e lui, diciamo che il suo punto di riferimento era Piazza Galatea. Poi negli ultimi ho visto, questo si è messo, diciamo, anche lui ad attivare con persone vicino, il capogruppo addirittura nella zona di Giarre, che gestiva un po' di ragazzi di Giarre. Con lui ci ho avuto anche rapporti che lui era uno che comprava, vendeva camion, diciamo, noi facevamo dei camion rubati con i carichi, lui era interessato a venderli. Senta, allora ha detto apparteneva al gruppo di? Allora, questo era parente di Mangion Francesco. Come era parente di Mangion Francesco? Mi sembra cugino, almeno lui così diceva, poi non lo so se lo era. Poi, e questo stava sempre in piazza Galatea aspettando persone che gli portavano della merce per venderla rubata. In particolare la sua specialità era comprare carichi di camion rubati. Poi questo di colpo l'ho visto attivare a Giarre facendo estorsioni senza fermarsi e facendosi un gruppo di ragazzi nella zona di Giarre.
Ma questo gruppo lo gestiva per conto suo? No, sempre per conto dell'organizzazione, ma lui è responsabile del gruppo di questi ragazzi di Giarri che neanche conosco. Senta, e come sa che lo gestiva per conto dell'organizzazione? Lo so perché c'era un conflitto tra lui e Scavo, Pippo Scavo, e in certe estorsioni si incontravano questi due gruppi, quindi diciamo che quel periodo il responsabile di Pippo Scavo l'ho fatto io, in quanto il mio cognato Pancagnolo era stato arrestato, e quindi lo Scavo veniva da me o Gianduino veniva da me lamentandosi di queste estorsioni che tutte e due si facevano entrambi nei propri, diciamo, attività che già pagavano. Senta, ricorda la vicenda, qualche vicenda particolare che aveva determinato questi dissapori? Queste erano le vicende, delle estorsioni che ora Sì, magari sì, dico, non, ma non qualche... mi ricordo, ce n'era una in particolare, non mi ricordo, un negozio di moto, che questi due si sono messi in conflitto e venivano a lamentarsi da me, che poi uno la raccontava in un modo, uno in un altro modo, comunque poi io gli facevo fare pace e finiva là la cosa. Senta, come si chiamavano queste persone? Pippo Scavo e... No, questi delle moto. Era un negozio di moto, non mi ricordo però, mi ricordo un particolare, uno dei tanti particolari che è successo, che c'era un negozio di moto che tutti e due si sono incrociati facendoci l'estorsione e si bisticciavano chi prendesse, diciamo, il cliente. Questo era il problema. Quando ritiene il pubblico ministero facciamo una decina di minuti di sospensione. Si completa un attimino la posizione. Samperi, nell'ambito del gruppo invece di Piazza Galatea, di cosa si occupava? Lo sa il campione Andrea? C'è opposizione, ho già risposto 2 volte proprio. Per sì, ma mi sono distratto io, avvocato, e chiedo scusa. E 2 volte abbiamo risposto. Scusa. E 2 volte ha già risposto. E se mi vuole perdonare? Io la perdono, il Presidente ora vedrà. Lo perdoniamo insieme, avvocato Cannava. Allora lui là faceva questo, comprava la merce rubata dei vari camion rubati, diciamo No. che lui... Posso rispondere? A parte questo, lei sa se si occupava di altro? No, di altro no, poi Presidente, c'è opposizione. Comunque. C'è opposizione al fatto che non si occupava Allora si accoglie l'opposizione. Possiamo sospendere? Sì. Si vuole appartare. Lei ha mai sentito parlare di un personaggio detto Pippu Siccu? No. Lei poc'anzi, a proposito di Arena Giovanni, ha fatto riferimento al fatto che l'Arena si occupava anche di droga. Sì. Ecco, con riferimento appunto a questa attività, ci vuole riferire l'epoca, episodi particolari in cui l'Arena ebbe a occuparsi dello spaccio della droga? Sì, l'Arena si era fatto un po' di clienti sempre sulla zona di Picanello e si vendeva anche lui un po' di droga. E questa droga da chi l'acquistava? Da me? Ma la vendeva per conto suo? Sì, per conto suo. Per conto suo, cioè autonomamente? Sì, sì. Certo, non gliela dava a prezzo pieno, naturalmente lui era uno che faceva parte del mio gruppo, cercavo di fargli guadagnare un po' di soldi. Ma in sostanza i profitti della droga come venivano divisi? Cioè lei ha non detto... dividevo con nessuno, la droga era, ognuno poteva vendersela per conto suo e guadagnare per conto suo, non c'era, diciamo, una legge di fare
dare soldi all'organizzazione oppure... Ecco, però lei ha detto per quanto riguarda l'acquisto lo dovevate acquistare, Sì, da maggio, mentre per quanto riguarda la vendita non c'erano era problemi. libera. Lei però ha detto che della vendita lei non se ne occupava, cioè del rapporto con i venditori non se ne occupava, ma se ne occupavano Cutispot e Toardo, Ipocoana. Ipocoana, sì. Ecco, ma Ipocoana se ne occupava per conto proprio? No, o per... Ipocoana per conto mio. Ecco, ci dica chi è che se ne occupava per conto suo, oltre l'Ipocoana, se ce n'erano altre persone. Del mio gruppo stiamo parlando. Ecco, del suo gruppo. Era solo Giovanni che si vendeva. Giovanni chi? Arena, che si vendeva un po' di droga per conto suo. E del suo gruppo? Il mio gruppo niente, poi c'era Tovardo, Giuseppe e Mimmo Vasta che lavoravano per me, diciamo, che io poi le davo dei soldi a parte per la droga. Quindi lavoravano per lei, non avevano profitti propri. No, E lei che cosa dava loro? davo dei soldi quando si facevano gli incassi, davo dei soldi anche a loro. Non davo la parte, diciamo, al 50% del guadagno, però davo buona parte, gli davo anche a loro. Ecco, nell'ambito dell'organizzazione del Malpassoto o nell'ambito dell'organizzazione del Santa Paola, visto che lei ha detto che tutti i gruppi se ne occupavano tranne quello di Marcello D'Agata, lei sa come veniva organizzata, cioè chi erano le persone che vendevano per conto di una determinata persona? Cioè, lei ha detto che ad esempio Cutispoto e Ipocoana vendevano per conto di lei Samperi. Nell'ambito degli altri gruppi ci sa indicare se il sistema era lo stesso ed eventualmente... Cosentino era, diciamo, gestire il gruppo di Lineri e loro vendevano anche tutti quanti la droga, ma ce n'era anche qualcuno che se la vendeva a parte per conto suo. E nell'ambito del gruppo Santa Paola? Nel gruppo Santa Paola, tipo Campanella, lui aveva i suoi ragazzi che ognuno, tipo 2, 3, 4 facevano un gruppo e vendevano per conto suo. Ecco, si gestivano così, diciamo. Ecco, andiamo per ordine. Nell'ambito del gruppo di Campanella, chi erano le persone che vendevano per conto del Campanella? Ma tipo all'epoca c'era Pippo Ricciardello assieme a Franco. Franco chi? Raimondo, assieme a Giovanni Comis, questi qua tipo erano tutti assieme, si vendevano la droga tutti assieme. Poi ho notato che anche loro, diciamo, si erano divisi, ognuno si vendeva la droga per conto suo. Cioè, mi scusi, queste persone che ha nominato, Comis, chi ha nominato, li vuole ripetere cortesemente? Ricciardello Pippo che è morto, Franco Raimondo, Comis ecco, questi vendevano per conto di Campanella? No, compravano sempre da Campanella ma vendevano per conto suo. Ecco, io allora la domanda è... Diciamo che il profitto se lo dividevano fra di loro. Se lo dividevano tra di loro? Pagavano, diciamo, lo stupefacente che Carletto le forniva. Io non ho capito, dico, se lo dividevano tra di loro oppure... Sì, fra di loro chi è che si vendeva la droga, in pratica. Cioè acquistavano la Campanella e poi vendevano per conto proprio? Sì. E io le ho chiesto una cosa diversa, c'erano persone, siccome lei ha fatto l'esempio suo del suo gruppo, sì, c'erano delle persone che vendevano per conto del... Sì, c'erano, certo. E chi erano? Nel caso mio c'erano, poi tipo... Sto parlando del gruppo di Campanella, mi scusi. Sì. Il gruppo di Campanella... Ha risposto a questa domanda 3 volte. 3 volte ha risposto, quindi perché questa insistenza? Ma avvocato, non c'è un'insistenza? No, scusate, no. Si rigetta l'opposizione, procede il pubblico. Allora, funzionava così. Ecco, ci faccia vedere il funzionamento. Il Campanella forniva ai suoi ragazzi di droga. Giusto? I suoi ragazzi erano a gruppi divisi riguardando la droga. Tipo Sanzone se la vendeva per conto suo, Renato se la vendeva per conto suo, oppure c'era Comis assieme a Scalia, qualcun altro che se la vendevano assieme. Ognuno aveva anche i suoi clienti. Quando dice assieme, vuole dire assieme tra di loro o assieme tra di loro, non assieme a Campanella. Campanella era un fornitore in quel momento. Quindi lui forniva soltanto, sì, e gli altri, alcuni tra loro erano a gruppo, è così? Sì.
E nell'ambito degli altri gruppi o sottogruppi dell'organizzazione del Santa Paola? Il gruppo, le posso dire, il gruppo del rifornimento del bowling. Ecco. C'era Angelo Santa Paola, per esempio, che si sganciava dal gruppo e vendeva per conto suo. E da chi acquistava? Si riforniva da Piero Puglisi. Piero Puglisi si lamentava sempre che questo si ritardava nei pagamenti. Quindi sempre... nell'ambito del gruppo della Playa era soltanto Angelo Santa Paola che si occupava di quello droga? che so io, sì. Che lei sappia, era lui soltanto? Sì. E vediamo un pochettino, nell'ambito degli altri gruppi, lei innanzitutto, sono cose che ha già detto nell'ambito di diverse dichiarazioni, ma ne prendiamo occasione per ricostruire i gruppi e le attività inerenti allo spaccio degli stupefacenti. Quali erano gli altri gruppi, sottogruppi dell'organizzazione? Gruppi Santa Paola, diciamo che erano Don Marcello d'Agata, reparto Affio Fighiera Bowling che abbiamo già parlato. Poi c'era Campanella Picanello. E questo l'abbiamo detto. Poi? Acireale, c'era Nuccio, altri gruppi, che noi chiamiamo tanti questi gruppi, diciamo. Nell'ambito di Catania altri gruppi? Sì, c'era Piazza Galatea che era il rifornimento, diciamo, della droga. Poi c'era Muccio Faro che si riforniva da Piazza Galatea o altri posti, insomma ognuno si riforniva dove voleva, quando, ripeto, quando il maggio importava e faceva arrivare merce scadente, e allora si faceva in modo di comprare nello stesso tempo da maggio, però una minima parte da maggio e altra dalla merce migliore che c'era in vendita, diciamo. Dovrebbe spostare. No, forse più avanti. Forse è meglio. Bene. Posso? Lei ha detto che Turi Basetta mandava una quota per Santa Paola, per la droga. Sì. Ma perché gliela mandava? Perché Santa Paola, naturalmente, uno manda soldi a Catania. Quindi si avvicini di più il microfono alla sua persona. La mandava perché era in quota Santa Paola. E cosa significa essere in quota? Significa essere socio in quella cosa. Mi scusi, deve specificare meglio. Sì, che significa essere in lui, essere in società? Vendeva, Turi Basetta vendeva, ma lui prendeva la parte sulla droga. Ecco, ma prendeva una parte, finanziava questa attività o prendeva soltanto la parte? Non lo so se finanziava, so che prendeva questa quota perché io stesso andavo su a prenderla assieme a Piero e mio cognato Rognolo. Se lui finanziava non lo so. Lei Sì. ha conosciuto Pippo Baudo? Ho conosciuto tramite la televisione, non personalmente. Sa se a qualche titolo la vostra organizzazione si era occupata del Baudo? Guarda, io le posso dire che molti anni fa, all'inizio, che io diventai uomo d'onore, Santa Paola ci disse, ero assieme a Piero, di cercare di avvicinare Pippo Baudo. A chi l'ha detto? In particolare a Piero Puglisi l'ha detto. E lei era presente? Sì, io ero assieme a Piero Puglisi. E questo tipo di indicazione quando le fu data? In che periodo esattamente? E dove? Eravamo nella casa sempre, la Val Verde, Nella casa? dove io sono stato fatto uomo d'onore.
Chi è stato fatto uomo d'onore? Io. Lui ancora era in quella casa quando ci disse questa cosa. Ma era in epoca, diciamo, coeva al fatto che lei era diventato uomo d'onore? Sì, o... sì. Cioè, tanto tempo fa allora? Sì, sì, infatti, molto tempo fa. E quindi disse a Piero Puglisi, lei presente, che bisognava... Avvicinare Pippo Baudo. Perché? I motivi non me li ricordo, comunque si parlava di avvicinarlo, di cercare strade, di cercare come avvicinarlo, ma si doveva avvicinare. E nel corso degli anni successivamente ha avuto indicazioni sul... No, se è stato avvicinato non lo so, però poi appunto è successo il fatto della bomba che nella villa di Acireale, che l'unico che poteva farlo in quella zona era Nuccio Acitano, come responsabile. Dico, ha avuto altre indicazioni, a parte questa sua affermazione che l'unico che lo poteva fare era Nuccio Coscia, dico, lei ha avuto indicazioni specifiche? Sì, poi se ne parlava nella nostra organizzazione, diciamo nei più stretti, si accennava sta bomba, fece diciamo notizia. E che cosa si accennava? Che si erano messe le bombe, Nuccio ha fatto, diciamo, gli ha buttato giù la casa, anche delle battute, diciamo, si accennava. Battute fatte da chi? Da noi uomini d'onore. Lei stamattina, a proposito della standa, ha detto che a un certo punto vi fu dato l'ordine da parte di Aldo Ercolano di sospendere ogni attività nei confronti della standa. Ecco, lei ricorda quanto tempo dopo dall'incendio della standa vi fu questo controordine? Ma dopo più di un mese, 2 mesi, insomma dopo un bel po' di tempo, diciamo. Già si c'era fatto un bel po' di danni. Oggi, dopo che è stata fatta la contestazione a proposito dell'attentato nei confronti della standa di Piazza Cavour, le è stata data lettura del verbale del 15 gennaio, laddove lei, a proposito appunto del disegno di appiccare contemporaneamente il fuoco ai 2 magazzini, diceva che non era stato possibile incendiare la standa di Piazza Cavour in quanto vi era troppa confusione intorno. Sì. E le è stata fatta la contestazione e lei ha risposto. Le voglio chiedere, lei ricorda se poi nei confronti della standa di Piazza Cavour fu portato avanti qualche altro attentato? Quello di Piazza Cavour non mi ricordo, ma si tentò su quello di Via 20 Settembre, che poi misero i poliziotti di guardia, si fece quello di Piazza, dove non mi ricordo la piazza. Piale 20 Settembre dove? A Catania? Sì, prima di arrivare in Piazza Giovanni Verga sulla destra c'era la standa. Poi sono stati fatti quelli di Acireale, quelli di Paternò. Lei ha mai sentito parlare del circolo Le Muse? Sì. A
che proposito, dove si trova, che attività vi si svolgeva. Il Circolo delle Muse è gestito da Getto Costanzeddu. Deve parlare più forte vicino al microfono. Sì, era gestito da un Getto Costanzeddu e compare a Diritto Sant'Aparo. Là si faceva lo scemen, si giocava allo scemen. Lei dice era compare di Santa Paola. Sì. Questo come fa a saperlo lei? Lo diceva lui, Lo diceva lui chi? Costanzeddu. E questa attività, il profitto di questa attività a chi andava? Lui diceva che dava la quota a Santa Paola e dava la quota. Questo chi lo diceva? Il Costanzeddu. Lei ricorda qualche occasione di incontro con il Costanzeddu? Io ci andavo spesso là nel club e parlavamo spesso di gioco, di attività, di bische clandestine e tutte queste cose. E dovevamo fare una volta una giocata assieme e poi non l'abbiamo fatta, io l'ho fatta per conto mio e lui l'ha fatta per conto suo. Che significa dovete fare una giocata assieme? Unire, diciamo, i miei con i suoi e fare una società, diciamo, di giocata dallo scemen. Cioè, ma per una singola serata oppure... No, una campagna di scemen che si fa di solito i 40-50 giorni nel periodo natalizio. E dove si sarebbe dovuta fare questa campagna? Nel suo club, che poi non si fa proprio nei club, parte di serate si fanno nei club, poi per non rischiare la chiusura dei club si fanno in case private, si sposta tutta l'equipe, diciamo, del gioco e i clienti si fa nelle case private. Ecco, ma che significa che vi dovete mettere in società, che dovete fare una giocata assieme? Significava che io mettevo, diciamo, perché io già ero organizzato con delle persone per cominciare a fare del gioco e lui metteva il suo, questo, e fare la giocata assieme. Sì, no, dovrebbe farci capire cosa significa fare una giocata assieme, cioè... Significa fare una società Ecco. e organizzare il gioco assieme. Diciamo che lui metteva appunto i suoi giocatori, che già ogni club si coltiva i suoi giocatori. Cioè i suoi giocatori sono coloro che vincono o che I perdono? giocatori sono quelli sia vincenti che perdenti, sono professionisti e tutte le persone diciamo, che giocano allo scemen. Ecco, ma diciamo la casa da gioco che guadagni ha da questa attività? Allora, è chiamata la cagnotta come... E su ogni banco veniva versato il 5% nella cassa. Cioè, ce lo vuole Sì, spiegare meglio, anche perché non tutti sono pratici di gioco. Ogni banco che saliva, che diciamo... Il banco poteva essere anche un privato? Era... Sì, lo scemen si gioca in 9, il numero più giusto, e si incomincia a giocare, man mano la casa poi viene che il banco vince, in quanto ogni banco che sale il 5% va messo nella cassa. Quindi ogni vittoria del banco... Sì, ogni colpo vincente va messo il 5%, su un banco di 10 milioni 500 vanno nella cassa, il banco diventa 19 milioni e mezzo, quasi 1 milione va nella cassa, questo è e man mano così via. Ecco, ma c'è qualche rappresentante, diciamo, della casa che fa parte del gioco, oppure... Sì, di solito si deve sedere che il cliente naturalmente vuole vincere i soldi al proprietario, perché sa che può vincerli. Perciò era importante fare la presenza o mia o sua in questo caso e poter giocare con i clienti. Lei sa questa casa da chi, cioè quali fossero le persone che gestivano questa casa oltre il Costanzeddu? Sì, era una equipe Ci sa indicare? diciamo il club era formato da un presidente, un vicepresidente, questo era il... Ecco, I nomi non me li ricordo, però me li ricordo, diciamo, se li vedo. Ma in queste case si giocava soltanto al
allo Scemen oppure... No, si faceva anche tavoli da poker, da scala 40, però lo scopo diciamo che era coltivare un anno questi clienti con il gioco diciamo da spasso, che significa il poker o la scala, e poi arrivare nei primi dei giorni festivi natalizi e giocare allo Scemen. Era quello lo scopo del club, coltivarsi i clienti e poi diciamo distruggerli in quel periodo. E poi? Distruggerli in quel periodo, che il cliente... distruggerli in che senso? Significa che alla fine tutte le perdite, quello che vince è solo la casa, gli incassi, che poi alla fine si domandano uno con l'altro, tu che hai fatto, sono tutti perdenti. Ecco, ci fa capire com'è che sono tutti perdenti e vince solo la casa? Perché tutto l'incasso va nella cassa, e quindi ogni sera si incassa dai 50, dai 80, Ma dai 90 mi scusi, ciò che va nella cassa, mi pare di aver capito, almeno per quello che lei ha detto, che dovrebbe essere il 5% delle vincite di ogni banco allo Scemen. In una notte sono cifre che si raccumulano. Ecco, ma perché lei dice tutti i giocatori perdono poi? Perché alla fine leva stasera, leva domani, leva dopodomani, leva per 50 giorni, a giro vincono tutti, ma una sera vince uno e perde un altro, una sera vince quello e perde quello, però alla fine il vincente è solo la casa. Cioè alla fine sono tutti perdenti i giocatori. Ma le persone che perdono poi i soldi al vincitore come li restituiscono? No, li paga la casa, non paga il vincitore lo paga la casa, il perdente paga alla casa. E allora... me lo deve far capire perché non lo capisco. Che significa il vincitore lo paga la casa e il perdente deve pagare la casa? Il club, diciamo, non c'è una cassa a tutti gli effetti con carnet di assegni e tutto. Se uno vince si presenta con i fish in cassa e la cassa gli stacca l'assegno. Se il perdente va alla cassa e perde paga, diciamo, la perdita. E se non la paga al momento della cassa, al momento cioè mi pare di aver capito, ha delle fish e poi deve andare... È la stessa cosa del casino, in pratica si va alla cassa, con i soldi si prendono le fish. Allora c'erano anche dei clienti, diciamo, che avevano dei fidi che potevano giocare fino a certe somme e all'ultimo staccavano l'assegno. E quindi c'erano giocatori che magari già prima di giocare si dicevano che tipo se io perdo 50 milioni ti faccio 3 assegni uno al mese per dire la casa, lo accettava. Accettava che cosa? Il pagamento postatato. E se poi questo pagamento non avveniva? No, di solito avveniva, ma se non avveniva qualche minaccia volava. Ma il debito da restituire era sempre lo stesso come importo? No, su certi casi si facevano anche degli affari, diciamo, qualcuno, tipo nel mio club si faceva poco e niente, ma in certi casi qualcuno che sapeva che quello era un buon cliente e poteva pagare, se un cliente poteva pagare si faceva qualche cosa di qualche operazione di usura. E nell'ambito del Circolo Le Muse lei è in grado di dare indicazioni sul come avveniva il recupero dei crediti? Guardi, il recupero dei crediti sulle muse non lo so, di solito si faceva che poi si faceva interessare l'organizzazione in pratica. Quale organizzazione? Santa Paola. E cioè come la si faceva interessare? Che si dava alla fine, si portano i conti, no? Per dire chi deve una carta scritta, uno porta gli assegni, il contante, e la carta scritta chi deve 80, chi deve 50, chi deve, si consegnano all'organizzazione e poi uno incaricato che si fa il giro di recupero di questi soldi. Ecco, ma chi è la persona incaricata non era una singola, poteva essere chiunque, diciamo. Nel mio caso non c'era perché me la spiegavo io stesso, nel caso delle muse non lo so chi interessavano per i recuperi. Lei conosce Cannizzaro Rosario? Lo conosco, sì, una volta. Dovrebbe parlare più forte, Sanpetro. Rosario, Cannizzaro, Onuccio. Rosario, no. Conosce Caruso Antonino? No.
Conosce Caruso Carmelo? No, non mi ricordo. Ne conosce una persona soprannominata Nino Fuggiasco? Sì. Il Chi? cognato di Salvatore Grazioso. Sa qual è il suo vero nome? Nino Caruso. Io poco fa le avevo chiesto chi era Caruso Antonino. Sì, infatti mi è sfuggito. Se lo conosco, se abbiamo fatto carcerazione assieme, nell'87 eravamo nella stessa stanza e lui faceva parte del gruppo di suo cognato. Di quale cognato? Salvatore Grazioso. Qual è il periodo di carcerazione che avete fatto assieme? Nell'87, Dove? in Piazza Lanza, braccio sinistro, stanza 55. E come fa a sapere che è inserito nel gruppo? Perché lui faceva, allora rubavano dei camion. Faceva? Di camion, in particolare loro erano specialisti all'assalto dei camion. Loro chi? Lui e altri. Vicino a suo cognato, stava vicino a suo cognato. Lei conosce un tale soprannominato Testarossa? Sì. Testarossa era il cugino di Nino Cosentino, stesso cognome. E questo Stesso cognome di chi? non di Cosentino, di Caruso. Ed era cognato di chi? No, cugino, era cugino di Caruso Antonino. Ah, ecco, quindi cugino di Caruso Antonino ha lo stesso nome? Sembra Nome? che si chiama Caruso anche lui, se non mi sbaglio. E è inserito... Questo era anche detenuto nell'87 in Piazza Lanza. Era detenuto nell'87 a Piazza Lanza? Sì, anche lui. Assieme al cugino? Per un reato, diciamo... Quando io parlo di cugino parlo di Caruso, sì. Caruso Antonino. Noi abbiamo parlato di Nino Fuggiasco. Nino Fuggiasco come si chiama? Caruso Antonino. Caruso Antonino. Questo Testarossa come si chiama? Se non mi sbaglio si chiama lo stesso cognome. E Caruso. sono stati entrambi detenuti a Piazza Lanza? Però per due reati diversi. Il Testarossa per droga, che fu fatto un processo da Bicocca. Ma per periodi diversi o nello stesso No, periodo? stesso periodo. Ma per fatti diversi? Nell'87, sì. E il Testarossa è inserito in qualche gruppo? Il Testarossa no, non era diciamo come gruppo, sì, era sempre vicino a Salvatore Grazioso, però dava dei problemi in quanto questo usava droga personale e dava sempre questi problemi. Il Salvatore Grazioso cercava di tenerselo vicino per appunto non farlo perdere, e quindi gli faceva fare diciamo, qualcosa di leggero, non so che cosa, ma diciamo che io negli ultimi tempi lo vedevo attivo nell'Etna Bar. Che significa lo vedeva attivo nell'Etna Significa Bar? che se io andavo a cercare tipo Salvatore, lui era diciamo là ad aspettare, attivava, si aspetta, sta venendo, ti fisso un appuntamento, tutte queste cose. Caruso Gaetano? No, non mi ricordo. Caudullo Giuseppe? Sì, Caudullo Giuseppe era sempre il gruppo Salvatore Grazioso. Quando l'ha conosciuto? Caudullo Giuseppe, no, forse sto sbagliando con l'altro Caudullo. Caudullo Giuseppe era di Nicolosi e l'ho conosciuto molti anni fa e vendavamo droga assieme a Nicolosi, avevamo diciamo un punto, una casa, una villa dove facevamo tutto il taglio, usavamo questa villa per la droga. Quindi lei stava parlando di un altro Caudullo? Sì, sì, quello era Caudullo Vincenzo
degli Attenabar. Ecco, quando lei dice che Caudullo Giuseppe era di Nicolosi, cosa intende dire? Che abitava a Nicolosi Sì. oppure era originario di Nicolosi? Mi sembra che era originario di Nicolosi e abitava a Nicolosi. E sa dove abitava il Caudullo? Ma l'abitazione, questo non aveva mai un'abitazione fissa, affittava sempre ville o a Tre Castagni o girava sempre. Lei mi pare che abbia fatto riferimento al fatto che tagliavate la droga assieme. Sì. E dove avveniva questo In una taglio? villa di Nicolosi. E dove si trovava? Questa era una villa... Era un po', diciamo, un po' in periferia di Nicolosi, un po' in collina. E questa villa era nella disponibilità del Caudullo? Sì, era lui in affitto. Ecco, i suoi rapporti con il Caudullo, quando sono iniziati? Allora, sono iniziati intorno all'84-85. E sono andati avanti questi rapporti? Per un po' di anni e poi ci siamo separati, lui si è messo per conto suo, io per conto mio. Lei sa da chi acquistava? Allora, Ecco, la droga che tagliavate assieme da chi l'avevate acquistata? allora noi avevamo direttamente le valigie che ci portavano i ragazzi di colore dal Pakistan, da fuori, direttamente la diretta. E a Direttamente? parte la diretta, diciamo, che noi stessi mandavamo questi ragazzi con i soldi, questi andavano su, compravano e scendevano direttamente le valigie, con di solito dei 2,5-3 kg a valigia di eroina. E come arrivava in Italia? Cioè erano questi ragazzi che lo portavano, Sì, portavano la la droga? maggior parte erano tutti ragazzi che lavoravano a Banaker, facevano i camerieri là e avevano questo, diciamo, rapporto con Caudullo, che io li ho conosciuti tramite lui. Questo in quale periodo esattamente? Sempre tra l'84-85, in quel periodo. E per quanto tempo è andata avanti questo tipo di... Questo tipo di viaggi eccetera durarono un annetto. E poi? Poi ci siamo separati dopo qualche tempo che lui fu arrestato, poi fui arrestato anche io nell'87. E poi con l'uscita diciamo che ci siamo separati. Dal momento che ci hanno arrestati, poi ci siamo separati, lui si è messo per conto suo e io per conto mio. Lei ha accennato al fatto che ha acquistato droga dal Mangion, ha acquistato droga dai calabresi e adesso da Caudullo. E ci vuole dire... Non è che acquistavo io, si lavorava assieme, Si lavorava assieme. in società. Ecco, ma il fatto che lei lavorasse assieme alla droga con il Caudullo era un fatto noto all'interno della organizzazione? Sì, tipo il Piero Puglisi lo sapeva, mio cognato lo sapeva, insomma, lo sapevano, non dico tutti, ma buona parte lo sapeva. E Mangion lo sapeva? Non lo so se lo sapeva. Credo di sì, perché la quantitativa era enorme che noi vendavamo di droga assieme a questo ragazzo. Era enorme, che significa? Fornivamo a tutti i paesi, diciamo, etnei, quasi tutti, e a chili, diciamo. Ecco, io questo glielo chiedo perché lei poc'anzi ha detto che sostanzialmente lei comprava da Mangion e poi comprava dai calabresi, ma mi è sembrato di capire... Io compravo un po', anche da Piero Puglisi compravo, per dire. Però le ripeto, la base era Mangion, però se Mangion portava droga che andava male, io mi andavo a rifornire o da Campanello o da Piero o in Calabria, diciamo, della merce migliore. Perché il Campanello a volte c'erano momenti che aveva della merce molto buona, mandata da Madonia, e la stessa merce si mandava a prendere Piero Puglisi e quindi preferivo prendermelo da loro. Qualche po' di Ecco, siccome lei ha detto che però nell'ambito dell'organizzazione dovevate comprare da
determinati fonti. Sì, Ora, era quello, però lo facevano tutti, in pratica tutti cercavano di comprare anche in altri posti perché la convenienza era migliore e il guadagno era migliore. Cioè tutti cercavano? Di fare vendendo mangiano, però nello stesso tempo comprare anche altrui dove la merce si offriva migliore. Lei conosce Cesarotti Francesco? Io sì, Cesarotti conosco tutti e 4 fratelli, sembra che sono 4. In particolare Pippo è stato fatto uomo d'onore, poi c'è sempre Salvatore, non mi ricordo i nomi precisi, il grande dei Cesarotti. Il più grande come si chiama? Mi sembra che si chiama Salvatore, se non mi ricordo male. Lei ha detto che Giuseppe era uomo d'onore, da chi lo ha saputo? Me l'ha presentato Piero Puglisi davanti al bar Tandem a Mascalucia. In che anno? Che stamattina ho chiamato Savace, ma si chiamava Tandem il bar. Nell'anno del 92. Ce lo sa descrivere Cesarotti Giuseppe? Sì, Cesarotti ha un problema a un braccio che lo tiene, un po', diciamo, c'è un problema, comunque età intorno 42 o 40, un po' cicciottello, non tanto, ma fisicamente diciamo che è un po' pieno, altezza 1,70. Allora lui aveva come macchina, se non mi ricordo male, si era comprato una Mercedes. Io le avevo chiesto prima di Cesarotti Francesco. Nomi non mi ricordo degli altri fratelli, quindi li conosco a tutti i fratelli Cesarotti. Quanti erano? 4 sicuri che li conosco io. Uno chiaro, un po' più chiaro degli altri, quasi biondo, diciamo, sul biondo rossiccio. E uomo d'onore lo era soltanto Giuseppe? Sì, a me mi è stato presentato Giuseppe come uomo d'onore. E Cesarotti Giuseppe, oltre al fatto di essere uomo d'onore, lei sa quale tipo di attività facesse nell'ambito dell'organizzazione? I fratelli Cesarotti si occupavano prima della latitanza. Quando lei parla i Cesarotti, chi? In particolare parlo di 3 fratelli, uno era un po' fuori, anche se a volte lo vedevo assieme coinvolto in qualche, diciamo, discussione che magari non mi ricordo, che si faceva assieme a noi, tra io o Piero o qualcun altro, però diciamo che era fuori questo dell'organizzazione. E come era? Questo in particolare per arrivare a lui il suo genere era il fioraio di Mascalucia. Era? Il fioraio di Mascalucia, per arrivare, diciamo, come persona a indicare chi era, uno dei fratelli di Cesarotti. Quello, diciamo, che era un po' fuori del reparto organizzazione della famiglia. Non l'ho capito, dico, che c'entra il fioraio con... Per arrivare a chi a indicare uno dei 4 fratelli che era, diciamo, fuori. Questo c'ha un genero che è il fioraio di Mascalucia. Ho capito. Cioè chi ha il gli altri 3 fratelli che e questo conosco. lei dice un po' fuori dall'organizzazione? Sì. Che significa un po' fuori dall'organizzazione? Significa che non attivava come i fratelli, diciamo, nell'organizzazione. E gli altri fratelli sono Giuseppe? Allora, Giuseppe, se non mi ricordo mai, il grande si chiama Salvatore, e un altro più piccolo questo aveva un Audi 80 come macchina e che gestiva la latitanza di Mangion e Santa Paola. Chi era che gestiva la latitanza? Questo con l'Audi 80? Sì, erano tutti e 3 fratelli, ma in particolare questo era il più attivo per le case come sistemare i latitanti. Nelle case dei Cesarotti di solito ci stava il Mangion assieme a Pippo Ercolano, latitante. E questo con l'Audi 80 lei sa dirci quanti anni ha più o meno?
Più o meno intorno alla quarantina, insomma, se li portava bene, comunque 42, 43, quella era l'età. E quanto, cioè in quale casa in particolare? Questa casa era una casa intestata a tutti o era una casa intestata a uno dei fratelli? Non lo so se era intestata, però le case, diciamo, erano sue. In una... Di questo Cesarotti con l'Audi 80? Sì, era lui, diciamo, più interessato alle case. In 2 ci sono stato io a trovare Mangion, e una volta assieme a Pippo Ercolano, era periodo pasquale, siamo stati là a farci gli auguri. Ed era la stessa casa? Quando Come zona, diciamo sì, come zona, però 2 ville diverse. Vicine o lontane? Circa linea d'aria 500 metri. E lei come fa a sapere che erano dei Cesarotti comunque? Perché si sapeva, Mascalucia, le case dei Cesarotti, poi si sapeva che erano appoggiate dai Cesarotti, si sapeva, diciamo, non è che era saputo, diciamo, che Mascalucia gestivano loro i latitanti nostri. Era saputo dove? Diciamo, dai più stretti nell'organizzazione. Per andare a trovare un Mangion che noi non sapevamo dove fosse, si rivolgeva ai Cesarotti e ci accompagnava. E lei ricorda il periodo in cui il Mangion fu latitante? Fu molti anni fa, un bel po' di anni fa, non mi ricordo l'anno preciso. In una villa lo incontrai che lui era da solo e in un'altra lui era assieme a Pippo Ercolano. E nell'altra parlo che è la villa che fa ad angolo prima di entrare nella stradina che porta nella casa di Pippo Grazioso. Quindi cioè è vicina alla villa di... Sì, proprio si può andare a piedi. Proprio. E questa villa è nella disponibilità di quale dei fratelli Cesarotti? No, diciamo che i fratelli Cesarotti sembrava tutta una cosa, come famiglia non davano segni, diciamo questo è mio, quello è tuo, insomma era tutta una famiglia unita abbastanza, sugli interessi non c'era, diciamo, non davano segni di rivalità, quindi non posso stabilire di chi era la villa di preciso. Però dice soltanto che questa era una villa vicino alla casa, alla villa di Sì, Graziolo. però era dei Cesarotti sicuro. E in questa villa fu ospitato chi? Santa Paola o Mangion? No, in questa villa ci fu nel periodo pasquale, quell'anno siamo stati a fargli gli auguri, non mi ricordo con che ci sono andato, e dove c'era lui, Mangion Francesco e Pippo Ercolano, con le famiglie, insomma, stavano cercando di organizzarsi per la Pasqua. E poi c'è andato qualche altra volta? In quella villa? No, una sola volta. E per quanto riguarda invece l'ospitalità a Santa Paola, chi la diede? A Santa Paola... E quale fu la villa? A Mascalucia fu Grasso, proprio su Mascalucia. Su altre non mi ricordo, che Santa Paola non mi ricordo su quali altre case. Si parlava sempre che i Cesarotti erano gli unici a procurare le ville, quando servivano queste cose erano i Cesarotti. Una volta c'era urgenza di una casa e Santa Paola doveva andare a dormire a casa mia, a Pedara. Il Piero Puglisi mi disse se io ero disponibile, io dissi sì, non c'era problemi. Poi però in effetti io attivavo, diciamo, rubavo, facevo, dicevo, era insomma una cosa rischiosa e si cambiò idea. Dico, oltre questa ospitalità data ai latitanti, lei sa dirci di che cosa si occupavano, se si occupavano di attività illecite i fratelli Cesarotti? Di preciso so che la cosa più importante che loro facevano era riguardando i terreni, e comprare terreni con il fatto che poi diventavano edificabili, questo lo facevano loro, era diciamo una specie di mestiere. Fare investire su certi terreni. E sa indicare qualche investimento in particolare? Di uno c'è stato, però non lo so se andò a termine, sempre nella zona tra Grovina e Mascalucia.
E quello di cui ha parlato oggi? Quello quello lo comprai io assieme a Piero Pelleriti e Ciccio Russo. E quest'altro invece, quindi questo terreno del quale si erano occupati Mi sembra che ce n'era un altro, che forse già l'affare era stato fatto, all'entrata del corso San Vito di Mascalucia, che prima era un grumeto e poi doveva diventare al 100% sicuro che diventava edificabile. I Cesarotti già l'avevano comprato. In questo stesso supergiuzzone mi sembra che doveva nascere la nuova caserma dei Carabinieri. E chi l'aveva acquistato in particolare dei Cesarotti non lo sa dire? No, non lo so. Ma lo avevano acquistato per conto proprio? Sì. Loro acquistavano e poi non so chi indestavano questi terreni, comunque Mascalucia, la buona parte di Mascalucia i proprietari sono i Cesarotti. Ma com'è che poi questi terreni da agricoli diventavano edificabili? Perché avevano l'estate di farli solo al comune per farli diventare edificabili. Lei non sa indicare quali No, fossero queste strade? Poi sul Cesarotti era uno dei fratelli, quello più grande, sull'omicidio del Netturbino con Piero Puglisi siamo stati la moto, diciamo che abbiamo fatto l'omicidio e l'abbiamo messa nel garage di Cesarotti. Se non mi ricordo male era il fratello più grande che abitava in questo stabile, che Piero aveva la chiave del garage. E di chi era questo garage dei Cesarotti, di chi era in particolare? Se non mi ricordo male del grande, uno dei fratelli più grandi. Che lei dice chiamarsi Salvatore, mi pare. Sì. Lei o altri dell'organizzazione si è mai rivolto ai Cesarotti o qualcuno dei fratelli Cesarotti per avere favori? Ebbi un problema che mi hanno fermato i carabinieri di Mascalucia quasi davanti alla caserma, in corso San Vito. E allora mi ricordo se l'avevo scaduta o la residenza in un altro posto, mi ricordo mi hanno sequestrato sta patente. L'indomani sono andato da Cesarotti e mi è andato a prendere la patente. E come l'aveva recuperata? Ma tramite il maresciallo che allora c'era e poi lui, diciamo che il maresciallo comandava sempre dopo di Cesarotti a Mascalucia. Cioè praticamente i Cesarotti comandavano più Sì. dei carabinieri? Sì. La patente l'ho avuta l'indomani. Questo fatto quando è accaduto? Credo che sia stato per il 91, sì, il 91 se non ricordo male. Comunque il Mercedes 3000 coupé, quindi circa sembra che era quella la data. Il Mercedes bianco. Che poi ho venduto al costruttore Carmene. Lei ha parlato, nel pomeriggio ha parlato di Coco Carmelo. Sì, Coco Carmelo faceva parte del gruppo di Marcello D'Agata. Da quanto tempo faceva parte di questo gruppo? Io l'ho conosciuto circa nel 89-90, se non mi ricordo male, che abbiamo fatto una banca nel Piazza Trento. Avete fatto una banca, che significa? Non siamo andati né io né lui, però abbiamo partecipato tutti e due di fuori, che lui all'epoca lavorava nel Giallo Hotel di Piazza Trento e quindi era conosciuto, non poteva fare il lavoro in quella banca, però partecipò di fuori. Quella banca entrò allora, se non mi ricordo male, Getto Turi Pagnotta, detto Pagnotta, non mi ricordo il cognome, sempre Di Leo, Pinuccio Di Leo e qualcun altro che non mi sto ricordando. E poi lui mi portava lo stipendio tutti i mesi al negozio di fiori, me lo portava lui. Cioè lo portava, lei ha detto che lo stipendio lo riceveva, Da Coco, me lo portava lui tutti i mesi. Per conto di chi? Me lo mandava tramite Marcello D'Agata.
lei sa che attività, a parte dico questa rapina, altri fatti delittuosi eventualmente commessi dal Coco? No, altri non li so. Lei ha detto lavorava al Jolly Hotel, Sì. in che qualità? Sembra che faceva il barman in quell'albergo. Lei sa dove abitava il Coco Carmelo? No, Cocuzza Antonino, no, non mi ricordo di conoscerlo. Cocuzza Nunzio, No, Colaianni Michele, no, neanche. Comis Giovanni. Sì, come se lo conosco. Ecco, ne ha già parlato, ci vuole dire in quale organizzazione era inserito? Gruppo Campanella. Di che cosa si occupava il Poi si Comis? vendeva tutto, droga, usura, faceva tutto, gestiva la bisca assieme sempre al gruppo Campanella di Picanello, all'omicidio, insomma un po' tutto faceva. Di omicidi ne ricorda in particolare qualcuno? In particolare mi ricordo qualcuno, uno che si doveva ammazzare Nino Paratore, detto ballerino, e che l'incaricato era il gruppo di Campanella, e in particolare mi ricordo che doveva andarci Comis assieme a un ragazzo. Presidente, opposizione sulla causale eventualmente, non nella cronistoria dell'omicidio. Grazie. E così si accoglie. Vado avanti. Sì, sì, no, ci dica sulla causale di questo omicidio. Perché fu ucciso? Il motivo non lo so di preciso, si diceva che era leggero, quando si doveva ammazzare una persona addirittura amica o nostra, le tragedie camminavano come se niente fosse. Quindi si diceva un po' di tutto in giro, che faceva uso di droga o che era leggero nelle cose, che trascurava, insomma tante di quelle cose che poi fu eliminato, e chi doveva essere eliminarlo Comis assieme a Giovanni Scalia, se non mi ricordo come si chiama. Assieme? Presidente, ancora opposizione assieme, ha parlato di già della causale, grazie. Avvocato, lei ha sentito più di me perché io non avevo sentito. Abbiamo sentito tutti, questo lo può ripetere anche il pubblico ministero che le sta al lato, che è molto, molto, molto bravo nei suoi ricordi. Il Nino Ballerino in che organizzazione era inserito? Ma lui diciamo che non faceva proprio parte di un'organizzazione, era parente di Mangion, non è che proprio faceva parte, diciamo che lui era dal vecchio stampo dei contrabbandieri, quindi diciamo che era più vicino a Mangion. Ma era anche parente di Mangion? Sì, sembra di sì, sembra che erano parenti, cugini, qualcosa del genere. Per quanto riguarda, lei ha detto che si occupava anche della droga, sa indicare qualche episodio specifico? Da Comise? Sì. Ma il Comise era uno che vendeva abbastanza droga, in particolare hashish, questo fumo, queste cose ne vendeva abbastanza. E poi con noi, parlo con noi come gruppo, c'era un rapporto buono, in quanto se lui aveva bisogno del fumo e era senza, veniva da me o viceversa io da lui. E quindi si faceva scambio di cortesia in tal senso. Ecco, ma sa indicare dove vendesse questa droga? La vendeva al Sì, mutuo? il punto di riferimento era un bar di Picanello, diciamo. Quale bar? Ora non mi ricordo come si chiama questo bar, comunque fratangolo con la stessa strada dove abita la mamma di Carletto Campanella. E quindi il punto era quello, di riferimento. Poi vendeva, non lo so, aveva i suoi clienti, non mi ricordo neanche posso sapere preciso i clienti.
E l'epoca a cui si riferiscono queste informazioni che lei sta dando? Ma stiamo parlando tra 90, 91, questo è 92. Crisafulli Francesco. Sì, Crisafulli Francesco è un cugino di Tuccio Salvatore. È inserito in organizzazioni criminali? Sì, faceva parte della nostra organizzazione, in particolare a Tuccio. Da quanto tempo? Guardi, io l'ho conosciuto e già lui faceva parte dell'organizzazione. Quando l'ha conosciuto lei? L'ho conosciuto nel periodo 83-84. Cioè l'ho conosciuto e lui già faceva parte dell'organizzazione? Sì. Sa di che cosa si occupasse in particolare? In particolare lui nelle rapine si occupava. Ricorda qualche rapina in particolare? Una è stata quella della posta dei 3 miliardi che fu fatta a Catania in Vietnam. Poi altri ne ha fatti con me, con il mio gruppo. Una ne abbiamo fatta in via che abbiamo d'Annunzio di fronte all'Upem, ne abbiamo fatto quella, ne abbiamo fatto un'altra in viale Africa, abbiamo fatto tante comunque. Mi scusi, della rapina all'ufficio postale di via Etnea lei come fa a esserne informato? Non lo so perché poi c'è stato un periodo di guerra tra Salvatore Pillera e la nostra organizzazione, e in quel periodo ci siamo tutti uniti per combattere questa guerra in pratica. E allora si parlava che la divisione come era stata fatta, 200.000 ciascuno, così man mano abbiamo scoperto chi erano, diciamo, perché avete scoperto quelli che avevano fatto la rapina? Sì, perché dalla parte del Mappasodo c'erano delle lamentele in quanto, diciamo, non partecipò nessuno dalla parte del Mappasodo per questa rapina, e quindi erano tutti, diciamo, sant'apolliani che hanno fatto questa rapina. E dico, a prescindere dalle rapine, altre attività delittuose? Sì, lui ha fatto degli omicidi, uno l'ha fatto con me. Quale? Quello di Maurizio Romeo l'ha fatto con me, e poi in particolare ci sono stati altri in tossodipendenza, e lui era uno che andava sulla moto, diciamo, per andare a colpire assieme a altri. Questo nel corso di quale periodo? Sembra l'89, no? Cioè nel corso di qualche guerra in Sì, particolare? con i Ferrera. Poi lui assieme a Giovanni Arena ammazzarono uno che dava fastidio alla propria moglie. Che dava fastidio? Alla moglie di Crisafulli. Però non mi ricordo chi era di preciso. Comunque lui venne da me che aveva questo problema, io lo dissi a Tuccio, lo dissi a Piero, poi lo feci presente anche a Decolano, e in pratica che andava a stare bene, che gli ho mandato a Giovanni Arena e a lui, e l'hanno ammazzato. Ricorda l'epoca di questo fatto di sangue? Ma questo fu, credo, nel 90-91. Sul Crisafulli altri fatti delittuosi? Non è in grado di dirli? Non mi ricordo in questo momento altri delitti. A parte la standa, che abbiamo già parlato. E poi una volta in particolare il Tuccio fece una cortesia al Miceli, quando Antonio Miceli aveva problema di documenti scottanti nel proprio ufficio, allora all'idea interessava far prendere, diciamo, che queste cose andavano distrutte, e allora il Tuccio mandò lui assieme a Giovanni Arena a far distruggere questo ufficio con il fuoco. Lei conosce Cirolo Alberto? Sì.
anche in questo caso lui partecipò, Bertocilone Alberto. Partecipò a che cosa? Bertocilone doveva morire e lui era uno di quelli che teneva a bada davanti all'abitazione di Cilone, sulla scogliera. C'era un grosso masso proprio che dava sul mare. C'era la possibilità di nascondersi uno dietro questo masso e guardare tutti gli orari di Bertocilone, entrare e uscire. E lui era spesso quello che si nascondeva là dietro per segnare tutti gli orari dei movimenti di Bertocilone. Presidente, mi scusi, mi rendo conto che è tardiva, però stamattina mi pare che intorno alle 4 sia stato chiesto conosce Alberto Cilone e aveva già risposto il collaboratore, quindi... Vabbè, avvocato, ne prendiamo atto. Avremo due punti... No, era un'osservazione così, Sì, non sì. era un'opposizione. Sì. Non ero presente in quel momento, avvocato. Cristaldi Salvatore. Sì, Cristaldi Salvatore era un uomo d'onore come gruppo Campanella. Che fosse uomo d'onore, come fa a saperlo? Ma lo era già stato fatto prima di me da molti anni e poi me l'hanno presentato. Non sa chi fosse stato il padrino del Cristaldi? No, lui già era stato fatto uomo d'onore prima di me. Ritornando un attimino indietro, di quel Cesarotti Giuseppe che lei ha detto essere uomo d'onore, che gli fu presentato davanti al tandem, sa chi? No, chi è il padrino non lo so. E su Cristaldi Salvatore... Di solito li battezzava tutti Santa Paola comunque, perché il rito era quello. Infatti dico questo perché quando fui fatto uomo d'onore io assieme al pulvirente Giuseppe, il Piero Puglisi orgoglioso mi disse che era felice in quanto il Mappasoto ha scelto come padrino Mangiano Francesco, perché di solito si sceglieva sempre Santa Paola, per questo dico di solito era Santa Paola. E lui appunto mi diceva che era contento perché il Mappasoto ha scelto proprio Mangiano. Ci sa dire di quali attività illecite si occupasse il Cristaldi Salvatore? Il Cristaldi faceva parte del gruppo Campanella, era uno che attivava molto, nel senso come organizzazione più cosa nostra, non a livello delle rapine o la droga o l'usura. Lui stava con Carletto, si sbrigavano delle cose assieme. Questo faceva il Cristaldi, si occupava se venivano persone a dire tipo per sistemare qualche estorsione, e lui magari sistemava qualche estorsione. Anche il fratello di Salvatore Cristaldi, Venerando, faceva la stessa cosa. Dico, a parte queste attività illecite dell'estorsione, sa riferire fatti specifici, No, altri fatti specifici a lui? No. Oltre a quello che ha anche detto stamattina nel pomeriggio? No, non mi ricordo altro in questo momento. E su Venerando invece? Venerando era la stessa cosa, si attivava sulle estorsioni, sistemava estorsioni, venivano persone per reclamare estorsioni e lui sistemava queste cose. Diciamo che era più movimentato Venerando su questa cosa. Lei sa se fosse uomo d'onore il Venerando? Sì, anche lui era uomo d'onore, diciamo che si faceva qualche battuta sul Venerando, diciamo che aveva il pallino di comandare, aveva l'autista, aveva tutte queste cose. Scusi, di queste estorsioni di cui ha parlato, che sarebbero state sistemate o da Salvatore Venerando, Sì. ce ne sa indicare qualcuna? Sì, una in particolare, lui Lui chi?
venerando venne da me per un'estorsione che Gianni Arena faceva, ma non mi ricordo qual era l'esercizio, però questa estorsione, questo esercizio interessava a Balsamo, quello di Bar Capone, e quindi Balsamo si rivolse a lui mandò a dire giù in giro chi era che era interessato a questa estorsione e le disse che eravamo noi, e poi in pratica fu lasciata perché Balsamo già la gestiva da prima lui questa attività, questo esercizio. E di estorsioni invece sistemate da Francesco, da Salvatore? No, non me ne ricordo. Comunque era uno che si attivava anche su questo genere di cose. Insomma, uno abbastanza attivo era, però di specifico non mi ricordo. Le conosce una persona soprannominata Micheleggiu? No, non mi ricordo. Conosce Cusimano Maurizio? Maurizio Cusimano l'ho conosciuto molti anni fa, Come sta scrivendo? faceva parte del Mappassolo. Mi scusi, mi sono distratto un attimo, l'ha conosciuto? Sì, l'ho conosciuto molti anni fa e faceva parte del Mappassolo. Stiamo parlando di Cusimano Maurizio. Sì, Sa se poi è transitato in altre organizzazioni? non mi ricordo, io l'ho conosciuto tra l'82 molti anni fa. Quindi nell'82 lei lo ha visto nell'ambito dell'organizzazione del Malpassoto? Sì, l'Etna Bar, quella là. E non ha più avuto modo di frequentarlo? Non mi ricordo. Se in qualche altra occasione ci siamo incontrati, però non ricordo. Edoardo Cutispoto, Sì, Cudispoto faceva parte del mio gruppo. da quanto tempo faceva parte del suo gruppo? In che periodo ha fatto parte? Opposizione, Presidente, mi scusi. Domanda suggestiva, faceva parte del gruppo. No, ha detto del mio gruppo. Del gruppo. Avvocato, senta bene, anche lei sarà stanco, ha detto del mio gruppo, avvocato. Sono sicuro, se no Però ho non glielo detto direi. 1000 volte che faceva parte del mio gruppo. Io ho sentito del gruppo. Avvocato, è una mattinata che parla del suo gruppo, quindi è un fatto... Chiudiamo l'incidente. Non lo dia così per scontato, dottore Bertone. Mi Lo do consenta. per scontato perché No, lei non lo dia c'era, così avvocato, lei non può scontato. dare per scontato. Non lo dia così per scontato. Do per scontato perché lei non c'era stamattina e quindi credo A me questo e discorso non presumo... interessa, io intervengo su ciò che sento. Ecco, e siccome ha Non sentito... assuma questo atteggiamento. Ma avvocato, dico, siccome ha siamo qua tutti per fare... Ecco, ma siccome lei ha la presunzione di dire che non non ho lo ha nessuna detto... presunzione, è lei che ce l'ha la presunzione. Avvocato, poi la verbalizzazione mi darà ragione. Allora, Presidente, posso pregare la Corte di invitare il collaborante a parlare in maniera un po' più alta, perché in effetti si ha difficoltà ad ascoltare. Sì, è così. Grazie. Procediamo. allora, Di Cutispoto, Edoardo. stavamo parlando di Cutispoto. Sì. Allora, da quanto tempo fa parte del suo gruppo? Allora, Cudispoto... Opposizione, Presidente, mi scusi. Come? Si insiste, Presidente. Ma si insiste perché lo ha già Come detto. posso averlo? Sta dicendo Samperi che Cutispoto, Edoardo, fa parte del suo gruppo, del suo gruppo. Ci vuole fare? Io ho sentito... L'ha detto ora, Presidente? Io ho sentito No, del gruppo. l'ho detto da sempre. Da sempre. Ma anche ora comunque l'ho detto, per specificare preciso. Allora, da quanto tempo fa parte del suo gruppo? Allora, Edoardo faceva parte del mio gruppo dalla mia scarcerazione in semi libertà, diciamo, sì, dall'88. Sì, circa dall'88. Di che cosa si occupava nell'ambito del suo gruppo? Edoardo si occupava nello Parli stupefacente, più forte, nel stupefacente, nelle rapine, un omicidio che abbiamo fatto fare. Quale omicidio? Un omicidio che abbiamo fatto fare, quello di Stramondo Domenico di Mascalucia. Perché fu ucciso Stramondo Domenico di Stramondo Mascalucia? fu ucciso perché era una cosa vecchissima che interessava a Santa Paola Benedetto.
Non so preciso che cosa, ma ha detto da Piero Puglisi. Gliel'ha detto? Piero Puglisi, che ci ha fatto fare questo omicidio, che era una cosa che interessava lo zio, allora si diceva così, di una cosa vecchissima, addirittura non so, cose di cavalli, qualcosa di molti anni fa. E lo ha fatto soltanto Cudispoto o ha L'abbiamo fatto, diciamo che io organizzai un po' tutta la situazione, il Puglisi se ne andò a mare quel periodo, se ne andò da Mascalucia, andò a Sant'Alessio dove avevamo 2 case, lui si è andato là, abbiamo tentato più di una volta di ammazzare lo Stramondo, io cercai addirittura di prenderlo vivo, non ci riuscì, e allora qualche volta me lo portai a mangiare, solo che lui si faceva sempre l'alibi, e poi uscì il fratello di Stramondo, quello che era imputato nel maxi processo di Torino, sì. Uscì con una scadenza il nostro fratello Mario, mi sembra si chiamava Stramondo, e allora ci dissero di stare fermi e aspettare, perché il fratello era uno che poteva fare del danno. Poi con l'arresto di nuovo del fratello ci fu liberato l'ordine di ammazzare Stramondo e l'abbiamo fatto subito, una sera davanti al suo ciosco di bibite. Il periodo è stato nel 91, l'estate del 91, se non mi ricordo male. E per quanto riguarda la droga, ci sa collocare nel tempo Cudispoto la droga la trattava tramite me, non è che la vendeva personale oppure... Quindi era lei che gliela forniva per venderla? Sì, no, Opposizione, Presidente. Opposizione, Presidente. No, non va bene. No, Presidente. Sì, avvocato. Grazie. Anche il pubblico ministero. L'accordo già. Presidente, perché, mi scusi, è stata accolta l'opposizione? È stata accolta l'opposizione. È stata accolta perché è stato un commento, questo è una conclusione del pubblico ministero. Presidente, non ho capito. C'è stata una chiosa del pubblico ministero che ha riassunto la risposta, dice quindi eccetera eccetera, non una domanda. Sì, ma l'aveva già detto, cioè le chiose l'aveva già detto. Lei ha fatto un commento che non, vabbè, allora dico, di questa droga di cui lei lo riforniva, cosa ne faceva il Cutispot? Lui tipo sulle ordinazioni mandava lui a consegnare la droga, questo era il suo lavoro. E a chi la consegnava? Ai vari clienti che Pocoana gestiva, diciamo sempre, tipo uno che lavorava, un certo Carmelo, che lavorava all'intendenza di finanza a Catania. Sa come si chiama questo? Il Carmelo è il nome, il cognome non me lo ricordo. Era un buon cliente che ci consumava abbastanza droga. Che tipo di droga? Questo in particolare consumava eroina, però tutte e due cose, tra l'eroina e la cocaina vendeva. Lei ha conosciuto Pattarino? Sì. Francesco? Sì. Era inserito in organizzazioni criminali? Sì. In quale? La nostra, Santa Paola. Però il gruppo faceva il gruppo lui a Siracusa. Di quali attività in particolare illecite si occupava il Pattarino? No, di tutto, loro facevano dalle rapine agli omicidi alla vendita del stupefacente. Lei ha accennato stamattina al fatto che durante il periodo della semilibertà si recava
le persone che lo scortavano? Allora, da Catania eravamo io, mio fratello Alfio, Ipocoana, Giovanni Arena, Edoardo, eravamo questi i soliti. Edoardo chi? Codispot. Poi a Siracusa all'ingresso trovavamo a Pattarino assieme al Gaetano Vasquez, Concetto Cassia e qualcun altro che non mi ricordo il nome. Lei conosce Leonardi Giuseppe? Pippo Cotto. In che zona, chi era e in che zona operava? Pippo Cotto faceva parte alla mappa sopra. Allora con Pippo Cotto abbiamo avuto rapporti anche di droga che io vendevo a lui e che poi lui da latitante si spostò nella zona di Augusta e che gestì un po' la situazione là, anche se la gestì diciamo un po' male, che c'erano sempre delle chiacchiere, discussioni tra il Pattarino e Leonardi e poi si doveva ammazzare un certo Pandolfo nella zona di Augusta, diciamo che io mi appoggiavo a lui, a Leonardi e a Pattarino. E poi il Pandolfo fu ucciso? Fu ucciso ma non da noi perché noi in quel periodo non l'abbiamo preso. E per quale motivo il Pandolfo doveva essere ucciso? Mi sembra che questo faceva parte sempre di Ferrera, uno che doveva morire da tanto tempo. E il periodo? Il periodo è stato sempre tra l'89 e il 90. D'Agata Marcello? Sì. Lo conosce? Sì. D'Agata, uomo d'onore, faceva parte del gruppo di Ogna. Da quanto tempo lei lo conosce al D'Agata? Ma D'Agata lo conosco dal 1980, 83 circa. No, nel 1800 era il 1900 di Mosè. Lei sa se il D'Agata fosse uomo d'onore? Sì. Da quanto tempo lo era diventato? No, quando io l'ho conosciuto già lui era uomo d'onore. Sa se ricoprisse cariche nell'ambito dell'organizzazione? Sì, lui fece parte poi al consiglio per Catania. Del consiglio? Assieme a Mangion e Pulvirenti. Del consiglio di che cosa? Mi scusi. Della Cosa Nostra a Catania. E lui assieme a Mangion e anche il Pulvirenti Giuseppe facevano parte al consiglio. Lei sa quali sono i compiti dei consiglieri, chiamiamoli così, sì, della famiglia? Circa stabilire su certe cose, in quel caso la maggioranza vince. È in grado di riferire di attività illecite riconducibili al D'Agata? Attività illecite del D'Agata, a parte le rapine, quali rapine? Un omicidio fatto assieme, le rapine, quella della posta c'era anche lui, della posta dei 3 miliardi di etnea. Abbiamo fatto un omicidio assieme. Quale omicidio? Quello di Enzo Foti, lui ci ha fatto il cambio di macchina a me e a Maurizio Aula, dopo fatto l'omicidio lui ci ha dato il cambio, abbiamo lasciato la macchina rubata e siamo saliti nella sua, che poi a sua volta mi lasciò al negozio di fiori. E perché era stato ucciso il Foti? Il Foti era stato ucciso prima. Allora, succedeva che il Foti non tanto era, diciamo, ben visto della parte dell'organizzazione Santa Paola, in quanto il Foti all'epoca da ragazzo, diciamo, che faceva parte ai custodi. Poi
diventò questo il compare di mio cognato Longagnolo, fu avvicinato eccetera e si attivò nella nostra organizzazione, sempre come reparto Mappassolo. Allora c'era sempre qualche lamentela verso il Foti. Poi una volta in una situazione di una serata di cena, il Foti a tavola stuzzicava una moglie di un suo avvicinato, un nostro avvicinato, che era Angelo Di Stefano. In questa cosa se ne accorse una mia sorella e me l'ha raccontata. Io dissi a Ardo Ercolano anche questa cosa. Ardo prese il terno perché anche lui l'aveva proprio nel sangue per eliminarlo, e la prima cosa che mi ha detto è ammazziamolo, e l'abbiamo ammazzato. L'epoca di questo fatto? L'epoca sembra che fu lui quel giorno faceva il compleanno. Lui chi? Foti. Mi sembra che era un gennaio o febbraio del 90-91, non mi ricordo di preciso, sembra il 91. Altri fatti di sangue riconducibili eventualmente al D'Agata? Altri fatti di sangue assieme a me non ricordo di averne fatti altri. Ricorda le riunioni, lei ha parlato di riunioni che si tenevano in vari posti, riunioni dell'organizzazione. Sì. Ricorda qualche argomento particolare di queste riunioni alle quali eventualmente fosse presente il D'Agata? Il D'Agata era sempre quasi presente nelle riunioni che si facevano tutti i martedì. Il fatto che il gruppo del D'Agata fosse l'unico gruppo che non si occupava di stupefacenti, a lei com'è noto? Mi è noto perché lo sapevamo che non vendeva droga quel gruppo. Quel gruppo erano di più addetti alle rapine, interessati di più a fare le rapine e non la droga. Lei sa a partire da che tempo il D'Agata divenne consigliere della famiglia? Di come tempo mi sembra che fu sta cosa verso il 90, 89-90, di preciso non lo so indicare, comunque credo che sia questo il periodo. Conosce De Luca Carmelo? Sì. Quando l'ha conosciuto? Chi è? De Luca Carmelo l'ho conosciuto nell'87 nel carcere di Piazza Lanza. Questo man mano abbiamo fatto amicizia in Piazza Lanza, questo si avvicinò molto a Angelo Grazioso, fra di quale con l'uscita poi si sono fatti anche una società assieme. Non ho capito, fra di quali? Con l'uscita del carcere De Luca si sono fatti una società assieme attrezzi di edilizia di questo tipo di genere di cose. E con De Luca ho avuto un rapporto di stupefacenti abbastanza continuo e elevato. Io lo rifornivo di droga circa 1 chilo ogni settimana, ogni 10 giorni, che lui addirittura mi faceva dei pagamenti con degli assegni della Banca Popolare di Belpasso, anche postadati. E poi questi assegni venivano in qualche modo onorati? Sì, in particolare poi questo ragazzo si mise con i cavalli. Diciamo che incominciò a perdere la testa per i cavalli. Io il primo gli ho vinto cifre di soldi nelle corse dei cavalli,
e lui incominciò a mancare nei pagamenti, poi incominciò a fornirlo Piero Puglisi, e Piero Puglisi lo cercava per ammazzarlo, per esempio, questo, perché ritardava nei pagamenti. Un altro che Puglisi cercava per ammazzarlo era Pippo Cautullo, che ritardava sempre in certi pagamenti. Pippo Cautullo è il personaggio di cui abbiamo già parlato? Sì. E questo lo cercava Pippo Jacobacci, che era il proprietario del Lido Porto San Giovanni, amico di Carletto Campanella, che gli aveva dato... Come si chiama? Pippo? Jacobacci. Sì. Che lo cercava perché gli aveva dato 50 milioni a usura e faceva come un pazzo. Insomma, questo alla fine ha dovuto scappare di Catania. Che lei sappia, acquistava droga da altre persone oltre che da lei? Da me, da Piero lo so, da altre non lo so. Presidente, possiamo andare avanti o possiamo anche fermarci? Andiamo avanti per ancora mezz'ora. Sì. Ancora mezz'ora, prego. Natale De Emanuele. Sì, Natale, parente di Santa Paola. È inserito in organizzazioni criminali? Natale fu fatto come d'onore, se non mi ricordo male, nel 92. Da chi ha preso questa notizia? Questa cosa l'ho presa da Piero Puglisi, che c'è stato un periodo che nel 92 si facevano ragazze, si combinavano. C'è stata una bella, un bel po' di ragazzi fatti uomo d'onore. Ma De Emanuele che era ragazzo? No, De Emanuele non era ragazzo, dico come diciamo E chi fu il padrino di De Emanuele? No, non ero presente, non lo so. Non gli è stato detto? No. Sa di quali attività delittuose eventualmente si occupa nell'ambito dell'organizzazione di De Emanuele? No, di preciso. Lui in particolare gestiva il monopolio dentro il cimitero di Catania, in quanto per comprare tombe, terreni là dentro era lui quello che gestiva tutta la situazione. Aveva un gruppetto a sé, fra di quali Ernesto Marletta, un altro ragazzo che ora non mi sto ricordando il nome, che è morto in Vietnam molti anni fa, e altri. Aveva un piccolo gruppetto di ragazzi che abbastanza attivi, che facevano gruppo con lui. Non ho capito, mi scusi, non ho capito questo gruppo. Sì, questo gruppo era formato da pochi ragazzi. E a chi faceva capo? Di Manuela Natale. E dove operava? Ma operava nella zona del Castello Orsino, nella sua zona dove lui aveva l'attività dei tabuti. Scusi, lei stamattina, anzi non solo stamattina ma anche oggi pomeriggio, l'ha ribadito che tutti i gruppi dell'organizzazione Santa Paola si occupavano della droga ad eccezione del gruppo di Marcello D'Agata. Le chiedo... Questo non sto dicendo che trattava droga. Infatti non sto dicendo che trattavano droga questo. No, siccome lei ha detto tutti i gruppi ad eccezione del gruppo sì, di... Vabbè, anche questo qua, perché questo che non era proprio un gruppo elevato, erano 3-4 persone che... In pratica non lo so se addirittura faceva un gruppo in quel punto, ma comunque lui si appoggiava sempre con i suoi parenti, in particolare lui era molto vicino a Enzo Santapaola, Natale Di Emanuele. Lei sa, dico a parte non ci ha saputo dire chi fosse stato il padrino di De Emanuele, lei sa chi fosse presente alla cerimonia di iniziazione? No. In quel periodo mi diceva Piero che fu fatto Franco detto Spascio,
Pippo Cesarotti, Natale Di Manuele e qualcun altro che in questo momento non mi sovviene. Sul De Manuele non sa dire altro? No. Di Bella Gaetano? Non mi ricordo di conoscerlo. Ah? Non mi ricordo di conoscerlo. Di Bella Giovanni? No, non mi ricordo. Di Bella Marco? Neanche. Di Fazio Umberto? Umberto Di Fazio sì. Quando l'ha conosciuto, chi era, se era inserito in organizzazione? Umberto Di Fazio sì, faceva parte dell'organizzazione, fu fatto a modo d'onore, se non mi ricordo male, anche lui nel 92. In pratica questo era molto vicino a Enzo Santapavola, questo ragazzo. Addirittura si parlava che dovevano diventare parenti, cognati, qualcosa di simile. Questo ragazzo era uno che sparava bene col fucile, ha partecipato nell'omicidio del basista, Carmelo Basista, morto nella guerra dei Ferrera. A sua volta fu fatta una cosa con il furgone dell'Enel per colpire questo basista, perché era abbastanza furbo e non era facile entrare in questo, diciamo, vecchio San Birillo del Coso Indipendenza, perché erano delle viuzze, delle stradine che questi stavano molto attenti. E allora si preparò questa agguata con il furgone dell'Enel. Si rubò un furgone bianco, si è messa la scritta Enel, rubata proprio all'Enel questa scritta in un altro furgone, e quindi lui fu quello che scese dal fiorino dall'interno e sparò per primo col fucile. Poi finì Ipocovana Giuseppe assieme a Nuccio Faro con le pistole. Il fiorino era guidato, se non mi ricordo male, da Pappalardo Salvatore, e io ero in zona, che poi mi portai Ipocovana Giuseppe, Giovanni Arena, c'era anche lui in zona, insomma eravamo, diciamo, il mio gruppo era quasi tutto là. Che conosce Carmelo Perricone? Sì, Carmelo Perricone sono due cugini, fra di quali letto dal giornale tutti e due morti. Il cugino più grande fu quello che partecipò in quella casa chiusa, diciamo, che io ho detto stamattina. Che significa casa chiusa? Perché? In pratica lui si chiudeva dentro un appartamento per vedere i movimenti di questi ragazzi, del basista, eccetera, e via radio ci indicava l'uscita, quando stavano uscendo, di dove andavano, per poi noi spostare, diciamo, far partire le moto e colpire queste. Perché noi, diciamo, eravamo a circa 500 metri dal lato opposto e lui ci avvisava da là. E lui poteva andare la mattina presto col buio e uscire la sera col buio, perché se no, se ne accorgevano, non lo ammazzavano. Lei ha sentito parlare di un personaggio chiamato Amaro Averna? Sì, questo personaggio Amaro Averna l'ho conosciuto, erano tanti fratelli. Li ho conosciuti due anche nel carcere di Piazza Lanza nell'87. Uno è imputato per la gioielleria di via Caronda, mi sembra che c'era stato anche l'omicidio, se non mi ricordo male, e un altro fratello. Lei sa quale fosse il vero nome? No, non me lo ricordo. Sa se è vivo o se è morto? Mi sembra che uno di questi è morto. Quindi non sa No. per quale motivo? No. Lei conosce un personaggio nell'ambito della vostra organizzazione chiamato Tanino? Tanino, ce n'era uno nel gruppo di Campanella, di uno nel gruppo Mappassoto, Tanino Aleo. E di questo Tanino del gruppo di Campanella,
Innanzitutto lo conosce fisicamente? Sì, un ragazzo biondo, chiaro, non biondo poi, insomma, abbastanza chiaro, con ragione chiara, lo conosco, diciamo. Ecco. Rapinatore abbastanza bravo. Come fa a dire... Perché questo, diciamo che quando faceva una rapina questo si capiva subito. Quando? Faceva una rapina. Sì. Si capiva subito dal bando che usava anche attraverso i compagni o amici, lo faceva capire subito che aveva guadagnato dei soldi e poi diventava brillante, nel senso che incominciava a giocare a carte alla grande e tutto questo. Ecco, ce lo vuole descrivere di nuovo fisicamente? Ha detto che era biondino, mi pare? Sì, Poi? carnagione chiara, abbastanza chiara, e alto 1,70 circa, abbastanza fisicamente giusto, diciamo. Da quanto tempo lei lo conosce? Da un po' di anni, circa dal momento che mi hanno arrestato, diciamo 3-4 anni. Lei sa quale fosse il suo vero nome, cioè il suo cognome? No, non me lo ricordo. Oltre che delle rapine, lei sa se si occupasse di altro? No, non lo so. Che fosse inserito nel gruppo di Picanello, nel gruppo di Campanella, come fa a saperlo? Lo so perché stavamo tutti là assieme e l'ho avuto presentato come un amico nostro. Lei sa nell'ambito della organizzazione e in particolare del gruppo di Picanello se egli si accompagnasse più assiduamente con qualcuno dell'organizzazione? Non mi ricordo, forse non mi ricordo. Forse con Renato, però non vorrei, diciamo, sbagliare. Credo con Renato magari. Sarebbe in grado di riconoscerlo? Sì, sì. Scusi, con riferimento a Di Fazio Umberto, dico, oltre questo omicidio di Melo Basista, ricorda se... No, altri no. Lei sa se il Di Fazio fosse uomo d'onore? Sì, è stato fatto nel 92. Anche lui nel 92? Sì. Come fa a saperlo? All'epoca Piero mi diceva man mano tutti questi uomini d'onore che facevano onore. Poi mi erano anche presentati. Chi gli ha presentato? Non mi ricordo se è stato Enzo Santapaola, non mi ricordo, qualcuno, però non mi ricordo. Lei poc'anzi mi pare che abbia indicato delle persone con cui il Di Fazio più si avvicinava. Sì, con Enzo Santapaola era molto vicino. Di Grazia Francesco. Di Grazia è il Franco Spascio. Sa se è uomo d'onore? Sì, lui fu fatto anche lui nel 92 e il gruppo di Natale di Raimondo di Montepo. Sa innanzitutto il fatto che sia uomo d'onore, come le è noto? In quell'epoca sono stati fatti parte tutti assieme di uomini d'onore. Sa di specifiche attività delittuose riconducibili al Di Grazia? Non mi sto ricordando in questo momento cose, delitti su lui.
Aldo Di Paola. Aldo Di Paola, se non mi ricordo male è di Acireale questo ragazzo. Ecco, il fatto che appunto lei, cioè, che collegamento ha con Acireale, mi scusi? Sì, se non mi ricordo fa parte del gruppo di Nuccio Citano di Acireale. E questo come fa a dirlo? Perché mi è stato presentato e faceva parte ad Acireale. Nuccio spesse volte scendeva con una volta con uno, una volta con un altro nelle riunioni e man mano li conoscevo in quell'occasione, che aspettavano anche fuori. Uno fisso era Rigano, uno dei fratelli Rigano che aspettava fuori fisso a Nuccio di Acireale. Ma spesse volte scendeva con altri e man mano li conoscevo. Scusi Presidente, soltanto un attimo. Lei ricorda in particolare che le presentò questo personaggio? Stiamo parlando dell'ultimo personaggio, di Paolo Aldo. Non me lo ricordo in che periodo. Ci dobbiamo collocare nel periodo, dottore. Lei con questo personaggio ricorda se ha avuto periodi di detenzione assieme? Sì, nell'87 anche. Lui era nella stanza assieme ai suoi, diciamo, concittadini acitani. Lei ricorda se le è stata mostrata una foto nel corso dell'interrogatorio del pubblico ministero di questo personaggio? Mi sembra di sì, non mi ricordo, ma credo di sì comunque. Lei quando è stato interrogato, il discorso vale quindi anche come contestazione, il 9 novembre del 1993, ha riconosciuto appunto in una foto che le è stata mostrata, come lei stesso ha ricordato, l'effigie di Paola Aldo.
Lei ha detto, riconosco questa nella fotografia numero 3, che poi era quella appunto di Paolo Aldo, un personaggio del quale però non so indicare le esatte generalità, che fa parte del gruppo di Sebastiano Ercolano, che controlla sia la zona della stazione che la zona di Acireale. In particolare il personaggio, che io conosco molto bene, era solito frequentarsi con i cugini Domenico e Carmelo Zuccaro, assieme ai quali veniva sempre nel mio negozio di fiori. Sì, sì. Fu uno dei cugini Zuccaro che mi presentò il personaggio della foto dicendomi che faceva parte del gruppo di Jano Ercolano. Sì, Anche il personaggio in questione era con me detenuto nel carcere di Piazza Lanza nel novembre del 91 assieme a Zuccaro Domenico. Con lo stesso mi incontravo all'aria. Ricorda queste dichiarazioni? Sì. Ecco. In effetti è così, confondo il Di Paolo Aldo con altri che il Nuccio mi presentava spesse volte quando scendevo nelle riunioni. In effetti è così. Ecco, riesce a farci una descrizione di questo Di Paola Aldo? Sì, un scuro di carnagione, fisicamente diciamo più magro che diciamo fisicamente giusto, altezza 1,70 qualcosa. Questo. Mi scusi, ma quello che lei... portava anche gli occhiali, da vista, se non mi ricordo male. Portava gli occhiali? Se non mi ricordo male, sì. Ecco, ma dico, tutto quello che lei ha detto poc'anzi a proposito del fatto che faceva parte del gruppo di Acireale va bene lo stesso, oppure stava confondendo con altri? Come gruppo loro, come dipendenza, erano anche di Acireale, diciamo, del Sebastiano Ercolano. Diciamo che il suo gruppo era Acireale, poi si allargò anche con i cugini Zuccaro, diciamo che hanno formato anche questo gruppo sulla zona della stazione. Però diciamo il vero gruppo è Acireale di Sebastiano Ercolano. E quando lei dice che è stato detenuto nel novembre del 91, ecco, ricorda la cella, se eravate nella stessa cella o... No, nella stessa cella non eravamo, lui era in un'altra cella, sembra assieme, non mi ricordo se c'era, sì, uno dei cugini Zuccaro era in cella e fu arrestato allora per l'estorsione dall'ispettore Lizio. Lo Zuccaro? Sì. Sempre diciamo che si lamentava sempre questa tragedia di Lizio che aveva fatto anche verso lui. E quindi questo soggetto era nella stessa cella di Domenico Zuccaro? Mi sembra di sì. Quando ritiene il pubblico ministero possiamo sospendere. Cioè quando ritiene di... Ci possiamo fermare? Si può accomodare. Buonasera. Buonasera. Allora sospendiamo anche noi e rinviamo a domani mattina alle 9:30, signori, buonasera.